Buongiorno e ben ritrovati all'Avarino del 23 ottobre. Dunque, ieri tante novità anche da Ring. Abbiamo approfondito insieme al vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia lo scenario qui con Riccardo Riccardi, che è assessore alla sanità. Non prevedono ulteriori restrizioni, ordinanze come invece ha annunciato per il Veneto Luca Zaia. Tra poco ci arriviamo. Allora, intanto le aperture dei quotidiani. Oggi il Corriere: Conte, siamo pronti a intervenire, quello che ha detto alla Camera. Ieri l'abbiamo anche riascoltato, cioè di fatto si fida degli italiani, lancia il suo appello perché stiano attenti. Per ora non ci sono provvedimenti, ma si è pronti comunque a metterli in campo. Evitate uscite inutili, ha detto. Era il titolo che abbiamo scelto ieri sera per Ring. I 10 giorni della verità invece è quello che mette in apertura Repubblica. Abbiamo tantissime cose da dire. Oggi parlerà di nuovo Zaia alle 12:30. Voglio cominciare dai dietrologi della prenotazione dei treni. Ieri poi non l'abbiamo scritto ancora sul sito ferdinandavarino.it, lo faremo magari oggi, ma grande rincorsa di notizie sul 13 dicembre. Non si possono più prenotare i treni Italo, Trenitalia, niente. Cosa vuol dire? C'è già il lockdown previsto, non ci dicono niente. E vai complottisti. Era una cosa molto semplice, spiegata tra l'altro non solo dall'assessore alla sanità anche ieri sera, ma uno che di infrastrutture si intende, ha lavorato una vita intera con questo, cioè Riccardo Riccardi. Ma avevamo già verificato il pomeriggio. Cosa vuol dire? Cambiano l'orario. Cioè, ed era scritto ovunque, dal 13 dicembre nuovo orario per i treni, quindi devono aggiornare i software, devono aggiornare tutta la linea, la modulistica anche, chiamiamola così, non solo quella digitale. E quindi quello succede nell'arco di qualche giorno, di qualche ora, non ne ho idea, ma come ogni volta, per qualche giorno magari è impossibile prenotare i treni. Succede ogni cambio di stagione, ogni cambio dell'orario. E insomma, anche questo ha agitato il complottismo. C'è un problema che riguarda, avevamo detto molto bene, lo scenario che è ora quello delle nuove decisioni, cioè che è una sorta di regionalizzazione dell'emergenza, no? Di più rispetto alla prima fase. Questo può generare una frammentazione decisionale. Vi voglio citare oggi due cose. Sileri, sempre sul gruppo Gedi, che dice: vedo una corsa troppo volte ingiustificata al tampone. Se hai avuto un contatto stretto devi metterti in quarantena per 10 giorni e poi fai il test. Questo per chiarire alcune cose. Poi c'è l'amico Giorgio Barbieri che intervista Ricciardi, il quale Ricciardi dice la frammentazione decisionale produce ritardi, quindi rischiamo che siano colpe delle regioni adesso, perché una regione fa una cosa, una fa un'altra, però si aspetta, non vogliono magari intervenire sul proprio territorio, si attende l'emergenza, non la si prevede. Insomma, questa è un po' la chiave di lettura. Chiudere ciò che non è essenziale, lo ripete più volte. Io vorrei sentire adesso da Ricciardi quali sono le imprese, le attività, la quotidianità che non è essenziale per lui. Così nell'intervista di Giorgio Barbieri a Walter Ricciardi, ve la potete leggere sul gruppo Gedi. Prima di arrivare ai dati del contagio nelle aziende, voglio partire dal Corriere del Veneto invece, che rileva il problema del tracciamento. Racconta come, lo avevamo detto anche tra l'altro martedì scorso col segretario del PD Bisato, che fece questa domanda a Bottacin durante Ring su Antena 3. C'è il problema del tracciamento, cioè oggi, siccome per ogni persona di fatto bisogna andare a tracciarne 20, ogni positivo a 20 contatti, voi immaginatelo per migliaia di persone che cosa vuol dire. Quando ci sono 1000 contagiati al giorno vuol dire 20.000 tracciamenti da fare. Oggi c'è una bella intervista di Micaela Nicolussi Moro che parla sul Corriere del Veneto con uno di questi contact tracer e ci svela che alla prima telefonata, che è un po' psicologia, chiaramente un po' interpretare l'apprensione, la paura, qualcuno che invece sottovaluta il problema, ti deve raccontare chi sono i suoi contatti. Non sempre è semplice. La prima telefonata dura 30-40 minuti, svela questo contact tracer sul Corriere del Veneto, e che quindi è complicato da fare ed è difficile rifare quotidianamente. Tant'è che arriva la proposta lanciata ieri in conferenza stampa, conoscevamo già l'app Zero
Covid in Veneto, che vorrebbe il governatore Zaia, che è quella che consente a ognuno di noi, eventualmente in quarantena positivo a casa, di segnalare tramite app la condizione quotidiana dei sintomi, di salute e via dicendo. Questo libererebbe molte risorse, anche perché sappiamo che in Italia ne stiamo cercando in questo momento almeno 2000 in più per fare questo tipo di tracciamento. Va bene, insomma, tra l'altro racconto alcuni episodi. Se tu sei in quarantena, la prima cosa che dicono alla persona a casa è di non fare più la raccolta differenziata e quindi di mettere tutti i rifiuti insieme, qualcun altro sarà a portarli via. Se hai un cane, un animale ovviamente da portare a spasso, lì si deve intervenire tramite i servizi sociali, il sostegno, la Caritas dalle case a chi non le ha, insomma, racconta tutta questa rete di protezione che c'è anche a nord-est e in Veneto in particolar modo. Volevo arrivare poi all'ultima cosa, consiglio il pezzo di Marco Bonet oggi che racconta la dietrologia, sempre sul Corriere del Veneto, la dietrologia, la war room, la facciamo così, il dietro le quinte, no la dietrologia, perché ormai siamo abituati, il dietro le quinte, la war room di Marghera, il panino di Zaia, la scatoletta di tonno, cosa succede? Che lì sono tutti asserragliati per questa nuova emergenza. Oggi, ripeto, saremo in diretta ancora alle 12:30 con la conferenza stampa del governatore. Ultima cosa sul Gazzettino, c'è un dettaglio fatto molto bene per quanto riguarda i contagi all'interno delle aziende, con uno specchietto veramente chiaro. Sono più di 4.000 le denunce in Veneto e 869 invece in Friuli Venezia Giulia. Lo scandalo, diciamo, che ma si dice da molto tempo, è che un infortunio, cioè che un positivo in azienda sia considerato come un infortunio sul lavoro. Questo lo dicono gli imprenditori da diverso tempo, lo sappiamo bene. 5.500 in totale le denunce nel nord-est, ma l'oltre 70%, 79%, arriva da operatori nella sanità, quindi un numero limitatissimo invece nelle aziende. Ecco perché il presidente di Confindustria del Veneto, Enrico Carraro, dice che le aziende sono sicure se si seguono i protocolli. Vi ricordo, questa sera Ring su Tele4 avremo il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e il sito ferdinandovarino.it. Buona giornata!